Flavio Milani, vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana, una nuova corsa entra nel calendario nazionale, una festa qui in Polesine. Entra in una realtà veramente meravigliosa, diciamo il parco del Delta del Po, una cosa che ahimè ancora non recepita dagli italiani, dai veneti. È una cosa stupenda e quindi culturalmente è un passo in avanti per il ciclismo. Pertanto sicuramente diciamo che il successo è garantito, la partecipazione ho sentito è già stata indicata positivamente e questa prima edizione spero sia l'avvio a una nuova realtà anche culturale per il nostro movimento. Una gara che vuole essere prima di tutto una festa, un evento. Ci sarà la gara di corridori, ma ci saranno tanti concorsi per i bambini, il concerto poi a chiudere la giornata a Portoviro. Guardi, l'entusiasmo degli organizzatori hanno colpito in pieno le iniziative, i progetti della federazione. Stiamo lavorando appunto per dare delle finestre importanti, ammodernanti del nostro movimento con la cultura, stiamo lavorando a fondo sull'attività giovanile con provvedimenti recenti anche molto discussi ma che sicuramente ridanno vigore allo spirito di squadra, all'attività ludica di questi bambini, per cui la festa che poi si farà a Portoviro, sede di tappa di arrivo diciamo della gara, sarà sicuramente un momento dedicato a loro e dedicato al ciclismo dell'immediato domani.